Preside, oggi giornata di Open Day all'Istituto Rita Levi Montalcini, una grande affluenza di genitori e di ragazzi che vogliono avere notizie sui prossimi indirizzi che l'offerta del vostro istituto. Sì, oggi è una giornata straordinaria, concludiamo le 3 giornate degli Open Day. Siamo partiti l'altro ieri con la scuola dell'infanzia, ieri con la scuola primaria e oggi concludiamo con la scuola secondaria primo grado. Devo dire che siamo estremamente soddisfatti e contenti per questa partecipazione alle famiglie, ai nostri alunni, di tanta gente che chiede informazioni al nostro istituto. Devo dire che sono veramente orgoglioso e onorato di dirigere un istituto così complesso ma allo stesso tempo molto gratificante per tutti. Mi pregio di dirigere un corpo docente all'avanguardia, supportate dagli uffici segreteria con in testa la nostra segretaria e i collaboratori scolastici, tutti quanti in un unico lavoro di gruppo, di famiglia, portiamo avanti questa scuola per dare risposte sempre concrete alle giovani generazioni. Ricordiamo che il vostro istituto si comprende di altri plessi. Sì, abbiamo diversi plessi che si estendono dalla zona del villaggio Mosè, stando per via dei Fiumi, villaggio Peruzzo, San Leone, però ripeto, mi pregio di condividere assieme ai miei collaboratori e di fare un lavoro molto sinergico e collaborativo allo stesso tempo e quindi questo ci permette di andare avanti ed avere numeri veramente ragguardevoli. Speriamo di avere qualche ulteriore locale perché quest'anno pensiamo, stando alle prospettive, di avere delle classi in più rispetto all'anno precedente. Ecco, il vostro istituto si caratterizza anche per le tante attività extracurricolari che fate? Sì, da questo punto di vista c'è un corpo docente, dicevo, molto valido che stimola i nostri alunni. Noi partecipiamo a tutta una serie di attività. Ultimamente siamo stati al Teatro Pirandello per celebrare Agrigento, capitale della cultura, e quello spettacolo ha avuto un notevole successo, un eco veramente straordinario. Abbiamo partecipato ai giochi matematici ricevendo applauso da tutta la giuria e soprattutto diversi nostri alunni sono classificati ai primi posti. Quindi c'è un progetto ad ampio raggio, partiranno a breve dei corsi con madrelingua inglese, quindi c'è un progetto ad ampio raggio che ci permette, ripeto, di dare opportunità formative ai nostri alunni e la dimostrazione è che questi alunni quando frequentano le scuole superiori hanno sempre risultati ottimi. Questo per dire come la preparazione che fornisce la scuola è una preparazione veramente ampia e alta. Anche perché voi li inseguite personalmente? Sì, noi seguiamo il percorso dei nostri alunni tramite le funzioni strumentali ad hoc proposte e seguiamo il percorso che fanno questi alunni nella scuola superiore per capire eventualmente se ci sono come dire, delle mancanze da poter attemperare per cercare di trovare metodologie nuove. Però ripeto, abbiamo grossi risultati e tutti i nostri alunni, almeno così nei risultati che abbiamo visto, sono sempre rimesso sempre alla produzione migliore nei vari istituti.